Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Oggi, come potete vedere, siamo ritornati su Tropico. In attesa appunto del 6 ho deciso di fare qualche partitella qui sul 5, ma a differenza delle vecchie partite, invece di iniziare nella maniera più classica possibile, vedremo di fare una nuova partita Paradiso Tropicale, complicando molto le cose e vedere quanto riusciamo a rimanere in vita con il nostro governo. Allora, volevo partire direttamente dalla guerra fredda. La mappa è la seguente, vediamo un po' di sceglierla. Ne hanno aggiunte diverse. Questa è una delle nuove. I numerosi arcobaleni di questa splendida isola tirano i coloni liberi di spirito amanti della bellezza. Ne hanno aggiunte diverse isole, però questa è quella che ho scelto per questa per questa partita. Partiremo direttamente dalla guerra fredda, quindi lasciamo perdere l'epoca delle guerre mondiali e dell'era coloniale, però complicheremo di molto le cose, ovvero aumenteremo la difficoltà economica da media ad alto e la difficoltà politica da alto a molto alto, quindi è molto probabile che ci buttino fuori dal palazzo, diciamo, governativo dopo un paio di mesi, quindi vediamo quanto riusciamo a resistere, è più che altro una prova di forza, di sopravvivenza. Disastri occasionali, vittoria per punti no, denaro $300.000, ovvero la vittoria per denaro saranno i $300.000, è un'impresa, oppure la costruzione del programma nucleare. Perfetto, partiamo con 50 abitanti, iniziamo la nostra partita, vediamo se ci riusciamo. Allora voglio entrare in partita, vediamo se mi fa entrare, perché l'altra volta non mi faceva entrare. Forse c'era qualche problema, adesso no, penso che ci farà entrare direttamente in partita. Vediamo un po'. Forza. Ok, facciamo un attimo di pausa. Allora, questa è l'isola ragazzi, vediamo un po' di muoverci. Abbiamo complicato molto le cose, potete vedere che la felicità è appena al 15%. Ci vogliono buttare immediatamente fuori dal palazzo reale. Questa è una zona prettamente paesaggistica e fantastica, ci sono 3 arcobaleni che si susseguono l'uno accanto all'altro. L'isola è dotata di 2 miniere, eccole qua, giacimento di ferro e di bauxite interessanti. Qua ne avevo visto anche qualche altro, avevo analizzato la mappa già in precedenza. Ecco, bauxite, ferro, carbone, ci sono diverse risorse minerarie che possiamo sfruttare. Allora, secondo me, per resistere il più possibile, è anche probabile che questa serie di video finirà subito, perché ci butteranno subito fuori, ma voglio vedere fino a che punto riesco a spingermi con questa difficoltà così alta. Allora, io direi intanto di portare avanti la Costituzione e emanare la Costituzione. Allora, mettiamo come voto il voto per tutti i cittadini, come Stato lo Stato secolare. Quindi abbiamo libertà di culto, quella dell'ateismo, aumento della soddisfazione quindi per la libertà. Cerchiamo di aumentare la libertà. Come forze armate invece le milizie. Se ci dovessero essere delle piccole rivoluzioni avremo subito dei soldati inesperti, ma almeno ce li abbiamo. Come diritti politici vediamo che cosa facciamo. Dove eravamo? Stato di polizia. Allora, stavo pensando, sì, lo stato di polizia potrebbe essere utile. Ogni poliziotto convince un elettore a votare per te. Questo lo lasciamo. L'infanzia felice, pensionamento tardivo, aspettativa di vita e soddisfazione lavorativa normale per adesso. È una nazione di immigrati, quindi le frontiere sono aperte, può venire chiunque senza programma visti e niente, possono venire tutti per adesso. Quindi frontiere aperte. Vai, emaniamo la nostra Costituzione, è stata emanata, avremo 48 mesi, anzi 60 mesi di attesa. Però la cosa che voglio fare è subito iniziare a dare una bella scossa all'economia. Allora, iniziamo a impostare la nostra economia in questa maniera. Allora, io avevo un'idea di portare avanti una sola industria per adesso. Un'industria di beni di lusso, ovvero volevo portare avanti il rum. Quindi, come piantagioni, io inizierei a ricavare dello zucchero, per esempio qua. Qua c'è una zona adatta per la raccolta e la crescita dello zucchero. 1 e 2. Facciamo, ragazzi, ben 3 piantagioni di zucchero. Ne volevo fare 3 così non abbiamo problemi di rifornimenti. Le uniamo con una bella strada. Ho messo $100.000 perché ci servono almeno per iniziare. Il rischio è molto alto che ci facciano fuori, benché non si dica, quindi. Dopo facciamo immediatamente una scuola superiore per iniziare a reclutare, ad avere giovani diplomati per la nostra distilleria di rum, che sarà collocata molto vicino al palazzo centrale per fare in modo che sia ben protetta dai militari. Aggiungiamo una torretta di guardia appunto qui. Caro Pressy, la prossima volta
volta che modifichi la Costituzione, potresti inserire l'obbligo di spendere almeno metà del proprio stipendio qui al Jolly Roger? Quella sì che sarebbe una legge progressista. Ti ringrazio in anticipo, nostro glorioso condottiero. Benissimo, e inoltre aggiungiamo anche un negozio di alimentari. Allora, facciamo partire tutto, non so se avete visto, abbiamo aggiunto il negozio di alimentari, quindi per distribuire cibo alla popolazione, la distilleria di rum, la quale dovrà essere costruita in tempo record, la scuola superiore e una caserma, sempre per tenere sotto controllo questo 15%. Dovremmo restarcene sulle spiagge lasciando la natura incontaminata? Oppure dovremmo costruire fabbriche in cemento per trascorrerci dentro i migliori anni della nostra vita? Dico io. Ma c'è bisogno di pensarci? Allora, ogni tanto questa si intromette nelle nostre storie. Allora, qua c'è un vulcano, addirittura. Io ho aggiunto i disastri naturali, quindi stiamo attenti a non costruire sotto. Qua c'è petrolio, se non sbaglio. C'è un po' di petrolio, quindi io vorrei... Ah, eccolo qua, qua c'è un altro po' di petrolio. Lo prendiamo subito perché ci serve. Ora che abbiamo questi soldi, poi piano piano andranno a finire. Quindi vediamo di aggiungerli subito. Allora, cosa dovevo scegliere? Mi sembra... dov'è la... Perché non possiamo... Pozzo di petrolio... Ah, dobbiamo ricercare la tecnologia petrolio. Ricerca petrolio. Nessun punto di ricerca. Dobbiamo... allora non possiamo gettarci sul petrolio. Iniziamo a raccogliere un po' di minerali, miniera di ferro e di bauxite. Le collochiamo subito alla nostra rete principale. Subito dobbiamo mettere le basi... Ecco, dobbiamo piantare le basi solide per un'economia abbastanza solida per fronteggiare quindi il pericolo rivoluzionario. La felicità sta aumentando rapidamente, siamo al 44%, probabilmente le scelte che abbiamo fatto sono state azzeccate. C'è anche da dire che abbiamo 51 cittadini e quindi, dico, ancora ci sono 50 persone in città, nella nostra isola non è molto facile per il momento governare tutto, però vediamo poi più avanti come la situazione probabilmente si complicherà. I russi vogliono stabilire una relazione di... Allora, esportiamo il rum che è pronto a essere prodotto. Scuola superiore, sì, stiamo andando con calma. Allora, aumentiamo lo stipendio a tutti i soldati di una tacca, così avremo sicuramente più controllo su di loro. È importante avere sotto controllo l'esercito per il momento. Qui andiamo ad aggiungere un tattico. No, il tattico. Mi serviva... No. Capomastro. No. Al momento... No, non vanno bene questi. Allora, abbiamo finito la caserma, abbiamo finito il negozio di alimentari. Vediamo se gli possiamo aggiungere l'efficacia e qualità del lavoro. No. Ancora no. L'efficacia mercato locale, la qualità del cibo aumenta di 20, ma anche il budget richiesto. Mettiamo il mercato locale. Perfetto. Ci siamo, stiamo finendo tutto. Al momento non spendiamo questi soldi, cerchiamo di rimanere in attivo per evitare disordini. Ecco, qua potrebbe essere... Questa potrebbe essere una zona perfetta per la realizzazione, diciamo, di un impianto turistico. Il settore turistico, ecco, addirittura gli Stati Uniti ci inviano $8.000 e questi li possiamo subito spendere in un editto che secondo me è interessantissimo. Lo sviluppo urbano per la costruzione di case a basso costo per la popolazione. Quindi io farei inizialmente delle case popolari per dare alloggio un po' a tutti. 1, 2 e 3. Basta così con le case, perché sennò poi finiamo tutti i soldi. Ok, le miniere le dobbiamo finire. Attendiamo, ragazzi. Quindi intanto vediamo un po' di mappe informative per quanto riguarda la bellezza. Ecco, nonostante pensavo che qua la bellezza fosse maggiore, la bellezza, vediamo un po', addirittura da questa parte, oltre il vulcano in riva alla costa. Sì, infatti qua ci sono delle spiagge bellissime. Allora dobbiamo puntare su questa zona. Per quanto riguarda l'inquinamento attuale siamo a posto, alberi, vabbè no, sono un vulcano, ecco, il rischio vulcano quindi è proprio qui, al di sotto del vulcano potrebbe eruttare in questa zona, ma questa è anche la zona che dovremo sfruttare a livello turistico, che il vulcano potrebbe attirare anche turisti, va bene. Tanto la popolazione sta aumentando e anche la felicità, nonostante il rischio politico molto alto. Le scelte sono state azzeccate per il momento, come ho detto. Allora, aumenta l'efficacia di tutte le piantagioni start degli idroponi nelle vicinanze di 10 in base all'efficacia stessa. Allora io ne potenzierei una col budget
massimo. Vabbè, però ancora con calma. Allora, investiamo nella scuola. Aggiungiamo l'efficacia. No. Abbiamo dei responsabili al momento abbastanza inutili, quindi non ne scegliamo nessuno. Qua abbiamo un grano turco. Qua ancora niente. Volevo vedere se c'erano altre risorse. Qua ci sono le antiche rovine per... Sento che Tropico sta diventando il paradiso tropicale che dovrebbe essere. Sempre più persone abbandonano la trafficata vita cittadina, trasferendosi in baracche per vivere a contatto della natura. Sì, la spiaggia è abbastanza grande per tutti e il mio bar è aperto 24 ore su 24 per soddisfare ogni vostra necessità. Oh, perfetto, abbiamo finito la nostra distilleria e aumentiamo di un pelino il budget pure qui. E mettiamo il nostro responsabile. Dov'è? È andato via? Tattico, ambientalista. Ecco, riduce l'inquinamento nelle vicinanze. L'inquinamento è importante, quindi non diffondiamolo. Allora, l'efficacia di taverne e ristoranti ancora non va bene, non ci serve. Ecco che arrivano persone dalle scuole superiori. Però qua ci servono immediatamente, ecco, altri $8.000 da parte degli Stati Uniti. Con questi soldi vediamo di portare avanti un'altra casa popolare qui. Poi qua gli facciamo una bella stradina in mezzo e costruiamo altre case popolari fino a dove possiamo. Vediamo, abbiamo ancora $36.000. La felicità però sta scendendo, come potete vedere. Quindi la storia adesso si complica. Ragazzi, perché non ci sono soldati? Me lo spiegate? Squadrone della morte personale. Poi dovrò andare a mettere dei commandos. Ecco, come potete vedere, la felicità è al top per quanto riguarda il cibo. Ci serve qualcosa per quanto riguarda la sanità. Quindi andiamo ad aggiungere una clinica immediatamente e una chiesa per fornire quindi un supporto a tutti i cittadini. Perfetto. Perfetto, le stiamo costruendo. Qua finalmente abbiamo iniziato a produrre. Abbiamo tantissimo zucchero, 3402. Quindi possiamo iniziare a fare, a commerciare con la Russia. Già abbiamo esportato 414 della unità notizia che parla di rum. del superamento delle 100 unità di popolazione, volevo solo dire che mi si spezza il cuore all'idea che almeno 2 persone non siano mai venute al Jolly Roger. Sono triste per colpa vostra, sapete? Non mi volete bene? Ok, il budget massimo nella scuola superiore garantisce quindi una continua affluenza di giovani. Qui il palazzo è... cioè, abbiamo pochi soldati. Se ci dovesse essere una rivolta, non so come dovremmo fare. Quindi qua va bene. Queste case le finiamo, per favore. Quanto tempo ci vuole? Diamo priorità a queste. 1 e 2. Abbiamo solo un ufficio costruzioni. Le miniere sono state ultimate. E allora, l'efficacia aumenta di 20, ma la qualità del lavoro va bene. Per adesso miniere normali. Come detto, adesso promulghiamo le azioni extra. Eccolo qua. Fornisce più cittadini, più cibo ai cittadini. Ottimo. Case per tutti. Modernizza, no, ancora no. Sì, lo so che le ho fatte vicino a un'industria, ho sbagliato, però ho inserito l'ambientalista qui che dovrebbe ridurre l'inquinamento. Vediamo un po'. E ancora siamo a posto, dico, va. Ecco, 54%, siamo risaliti. È sempre da tenere sott'occhio questo indicatore, perché con questa difficoltà molto alta, difficoltà massima, è molto variabile questo fattore. Può scendere anche drasticamente di 10-15 punti. Allora, è importante anche investire parecchio nella clinica. Come sta andando qua? Ce la stiamo cavando? Gli USA hanno lanciato una nuova iniziativa chiamata Va bene. La prendiamo per adesso questa missione. Poi vediamo. Stiamo generando dei punti di ricerca. Nessun punto di ricerca. Dobbiamo investire anche un po' sulla Che ci ricerca. servono le cliniche? Non fate le femminucce? Io una volta ho pestato un riccio di mare. Secondo voi sono andata in clinica? No! E poi quando un lama troppo amichevole mi ha assalito mentre stavo togliendo il riccio, costringendomi a combattere, sono andata in clinica a piangere? No! E alla fine, quando ho dovuto scappare per tutta l'isola dopo che il lama ha chiamato i suoi amici, con i tacchi a spillo? No! Sono andata dove tengo la mia riserva di rum e l'ho scolata tutta, come qualsiasi buon tropicano dovrebbe fare, altro che cliniche.
Va bene. Allora, iniziamo a coltivare anche qualche altra cosa come l'ananas, perfetto. Una piantagione può andare bene qui. Diamo anche le banane per aumentare la varietà del cibo e quindi aumentare nonostante tutto la soddisfazione dei cittadini. Qua ci facciamo anche un'altra stradina, la portiamo qua e mettiamo un'altra piantagione, questa volta di caffè, no? Grano, cotone, ananas, l'ananas qua va bene, tabacco, banane, no? Per adesso Presidente, Oh. i tropicani chiedono delle lezioni per il prossimo Ecco. anno. Vogliono mostrarti quanto il loro sostegno sia incrollabile. Qua c'è tutta la famiglia. Forse hanno usato parole diverse, ma non importa. Allora, come potete vedere, la storia è abbastanza complicata, anche perché siamo di un pelino sopra il candidato Ivan Ramirez, quindi attenzione, qua c'è una protesta, come potete vedere alcune persone per adesso non soddisfatte, noi possiamo anche trattare Signor Presidente, secondo i miei calcoli, un bacino di carenaggio, poi vediamo con calma, 52%, vediamo di aumentare qui il tutto e aggiungiamo anche, vediamo un po'. Intrattenimento no, a questi cittadini ricchi al momento no. Cittadini più ricchi no. Per adesso ci interessano cose tranquille, come per esempio cittadini, circo, famiglia. Ma aggiungiamo un circo, potrebbe essere interessante per far divertire un po' queste persone. Ok, ora basta, dobbiamo costruire però queste cose. La chiesa c'è, 57, benissimo. Ehi là, qua ci vogliono lavoratori stranieri, forza. Ma la clinica è piena? Vediamo. 0 su 67 visitatori. Allora, continuiamo così, abbiamo 25.000 dollari, stiamo finendo la taverna. La chiesa 96 su 100, aiuto comunitario aumenta di 10, la qualità delle abitazioni e delle vicinanze fa salire il 25, il bar, le abitazioni e le vicinanze, oddio sono là sotto.